Archiviata con condanne per oltre 330 anni di carcere, la sentenza di primo grado del processo Montagna, scaturito dall'omonima operazione antimafia ed emessa lo scorso 25 luglio dal Tribunale di Palermo, evidenzia ancora una volta come qualcosa sulla valutazione dei rischi a cui sono soggetti Ignazio Cutrò e i suoi familiari non ha funzionato. Queste le parole del testimone di giustizia. Tra gli imputati al processo Montagna figura anche Giuseppe Nugara, considerato il reggente della famiglia mafiosa di San Biagio Platani. Quest'ultimo condannato giovedì scorso a 19 anni e 4 mesi di carcere ed attualmente detenuto in regime di 41 bis. Nugara è colui che il 6 febbraio del 2014, durante una conversazione con un allevatore suo compaesano, intercettata dalle forze dell'ordine, delineava chiaramente la leadership della famiglia di Bivona, attribuendola a Giuseppe Luciano Spoto, condannato giovedì scorso a 19 anni e 8 mesi. Non solo, nelle intercettazioni messe poi agli atti dall'istruttoria, Nugara diceva di Cutrò, l'ormai celebre appena lo Stato si stanca che gli toglie la scorta, poi vedi che poi. Nel processo Ignazio Cutrò si è costituito parte civile e il GUP Marco Gaeta ha accolto la richiesta dell'ex imprenditore di Bivona, condannando tutti gli imputati al risarcimento. Il presunto boss di San Biagio Platani Giuseppe Nugara, dunque nel febbraio 2014, intercettato, meditava possibili future vendette nei confronti del testimone di giustizia. Con delibera adottata dalla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione il 20 ottobre 2016, cioè circa 32 mesi dopo le parole di Nugara, la mancata proroga delle misure di protezione in favore dello stesso Cutrò e del suo nucleo familiare, con successiva revoca della scorta alla sua famiglia. Per la Commissione del Ministero dell'Interno, dunque, nonostante l'intercettazione di Nugara e alla vigilia della scarcerazione per la espiazione delle pene dei mafiosi di Bivona che Cutrò con le sue denunce ha fatto arrestare e condannare, i familiari del testimone di giustizia non avrebbero corso più nessun rischio. Cutrò per sua scelta decise di uscire dal programma di protezione per evitare che i suoi cari diventassero facile bersaglio di eventuali vendette trasversali. Voglio sapere in base a quale criterio è stata decisa la revoca della scorta a mia moglie e ai miei figli, così Ignazio Cutrò commenta la sentenza emessa adesso dal Tribunale di Palermo. La Commissione centrale è un organo politico, cambiano i governi e mutano anche le forze che la costituiscono, ma la tutela di un testimone di giustizia, aggiunto l'ex imprenditore, dovrebbe essere garantita sempre e comunque a prescindere dai colori politici. Qualcuno, spero in buona fede, non ha considerato la memoria di ferro della mafia, Cosa Nostra non dimentica. L'errore c'è stato, dice ancora Cutrò, è palese, si abbia almeno l'onestà intellettuale di ammetterlo. Tramite il suo legale, Ignazio Cutrò chiede di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni per una concreta tutela dello stesso e dei suoi familiari, ivi compreso la reintroduzione nel programma dei testimoni di giustizia.